Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su WWE 2K14. Ragazzi, finalmente un nuovo WWE, ragazzi, il commentatore è povero ormai anche per colpa vostra, cioè, anche questo gioco ho comprato, però sinceramente vale la pena. Perché finalmente il primo WWE dopo il Cones the Pain con Goldberg, c'è anche Hulk Hogan, veramente te lo godi al massimo. Allora ragazzi, ho due progetti per questo gioco. Il primo e questa è la modalità 30 anni di WrestleMania. Ho già fatto le prime due per, come si dice, prendere un po' di confidenza col gioco, perché sennò veramente, cioè, volevo un attimo capire, ma adesso andiamo a rifarle chiaramente. E poi anche dalle prossime chiaramente sarà tutto, insomma, anche per me la prima volta. E quindi volevo fare prima questa che come allenamento e poi andare subito a bomba sulla Universe interattiva, nel senso, sarete anche voi a decidere un bel po' di match. Ragazzi, adesso le serie di punta sono questa, Formula 1 sono quelle dove registrerò di più sicuramente. Poi ci sarà NBA con dei video, però non di tutte le partite perché sono 82 ragazzi, quindi non proprio due partite. Poi Rise of Ennis non penso di fare la campagna, sinceramente non penso. Poi c'era GTA, chiaramente sempre. FIFA, sì, però vorrei aspettare ormai la versione FIFA 14 dell'Xbox. E per PES sto aspettando le patch ragazzi, quindi senza patch non si può partire con Diventa un mito. E la modalità carriera di FIFA interattiva anche quella è da rivedere, perché sto bug di colpi di testa mi sta un po' rompendo i coglioni. E poi il fatto che a volte la console si blocca perché ho più di un tot di amici, mi rompe le palle sempre dover cancellare. Adesso di nuovo ho dovuto cancellare un po' di amici, spero il più presto di poterli riaggiungere. Quindi queste saranno le serie, insomma, chiaramente. Quindi in primis Formula 1 e WWE. Poi GTA leggerissimamente meno, NBA leggermente meno, ma comunque sempre parecchi video. PES aspetto le patch e partiamo con Diventa un mito che me l'avete chiesta in 50.000 e sono felicissimo, vi ringrazio. E FIFA vorrei aspettare FIFA 14 delle Next Generation. E poi tutti gli altri giochi che ogni tanto arrivano, ecco il Giro del Mondo per esempio, che ci sarà chiaramente un video ogni tanto, però andremo a completare anche il Giro del Mondo, quindi c'è tanta carne al fuoco per questo, come si dice, periodo cumendiano di novembre e dicembre e gennaio. Buono raga, partiamo con il primo match. Allora, Andre the Giant vs Big John Studd, 31 marzo 85, New York, sfida Body Slam. Allora, retroscena. Big John Studd sostiene da tempo di essere l'unico vero gigante della WWE, un gigante che non ha mai subito e non potrà mai subire una body slam. Guidato da Bobby the Brain Heenan, Big John taglia i capelli di Andre the Giant dopo un incontro trasmesso in televisione. Andre in cerca di vendetta mette la sua carriera in gioco e accetta la sfida di Studd a un match a $15.000 Body Slam Challenger a WrestleMania. Allora ragazzi, qua non voglio andare con un livello di difficoltà super elevato, quindi stiamo su difficile intanto, perché comunque questa è una modalità, ripeto, di allenamento, perché la modalità dopo quella fighissima, quella bella cazzuta è quella Universe, così qua possiamo scaricare anche i lottatori. Vai ragazzi, con le sovraimpressioni dell'epoca, non ci voglio credere. Big John Studd subirà un body slam e perderà $15.000. Eccoci qua ragazzi, no, però le sovraimpressioni dell'epoca sono incredibili, il filtro sgranato, mamma mia. Siamo in pieno stile WWE anni 80. Con un peso di 166 kg, Big John Studd. Big John Studd putting up $15,000 of his own money to Eccolo prove a qua, point. anche lui è bello grosso, ma Message. il nostro ragazzi è un po' grossetto, è una personcina abbastanza gigante ragazzi. C'è spazio per un solo gigante, basta E adesso andiamo ragazzi con la montagna francese da Grenoble. Weighing 476 pounds, the eighth wonder of the world, Andre the Giant. Andre the Giant, che grosso ragazzi, vedete un cucciolotto ragazzi, un mini cucciolotto obeso, guardatelo.
Piccolino, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Che roba, Fiori. Guarda che roba. C'è una cosa obesa, ragazzi. Anche Big Show forse è piccolo, davanti a lui. Guarda che roba, ecco cucciolotto, bello lui. Eccolo qua, ragazzi, la montagna francese, da Grenoble, città alpina, città anche di mondiale di sci e olimpiadi. Vai ragazzi, andiamo. Ho un leggerissimo dubbio, però se ho settato la difficoltà. Vabbè, adesso vediamo. Ecco, intanto cominciamo bene. Contro mossa comediana. Bazzo, che pesante, che vado malissimo con i lottatori obesi. Dai The Giant, dai The Giant. Vai, questa modalità è una modalità molto interessante, che però per noi è solo un allenamento per la modalità vera, la nostra modalità Universe fatta in maniera molto comediana. Bravo Andrea, bravo, guarda che ho 6 minuti ragazzi per fare tutto. Dobbiamo cercare il più possibile di stare sugli obiettivi, anche se chiaramente non è come si dice una priorità, nel senso chi se ne frega, perché dopo comunque al massimo li rifaccio io da solo, anche difficoltà più semplici per riscaricare i personaggi per la Universe, quindi l'importante è portare a casa l'obiettivo principale, cioè quello di superare il livello. Vaffanculo Big John, vaffanculo. Vai. Contro mossa comediana. Bravo, merda. Dai, ho 6 minuti di fuoco. No, troppo presto, però devo ancora prendere la mano, ragazzi. Devo ancora prendere la mano ufficiale. Contro mossa comediana. E vai. Comunque le prime sono anche più semplici, perché hai anche gli obiettivi, mentre delle prossime, da quello che ho capito, sono obiettivi nascosti. Mi sarà molto molto dura. Bravo Cuba. No. No, qua non sono riuscito a fare la contromossa comediana. Ma stai zitto. Ma stai zitto, coglionazzo. Concentration massimale. Troppo presto ancora, ma non mi alzi, non mi puoi alzare, non mi puoi alzare. Dai Andrea, gasati cazzo, gasati, porca puttana Andrea. Ma porca troia ragazzi. Troppo presto ancora, ma andate a fare in culo, obesoidi. Contromossa. Vai Andrea. Vai Andrea, vai Andrea, vai Andrea, vai Andrea. Vai che adesso muore, vai che adesso muore. Mossa speciale comediana. Bravo, devo fare la body slam, grazie che è veramente la sfida body slam challenge a livello critico, Lo stiamo massacrando adesso, lo stiamo massacrando ragazzi. Pam! Culata di Andrea, culata di Andrea, culata di Andrea, culata di Andrea. No, me la no, non ci credo, non ci credo. Me l'ha parata sto mignottone. Me l'ha parata, adesso c'è anche una finisher. Manca poco ragazzi. Devo cominciare a... No, ma vai a fare... Contromossa, bravo. Bravo Andrea, adesso proviamoci. Proviamoci, sì, cazzo! Sì! Più di $25.000 in piedi! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Non lo so se erano $9.000 o piedi o pesante o chili, che cazzo ne so! So solo che la meraviglia più grande del mondo, Andrea The Giant, l'ha vinto e non si ritira! E ha vinto anche i $15.000. Ma attenzione, entra il coglionazzo del suo manager! Entra The Brain! Ma chi se ne frega dei soldi, cazzo? Siamo rimasti nella WWE, anche se all'epoca forse non si chiamava WWE, e chi se ne frega. Ciao ciao.
Stadio di merda. Se l'avevo fatta, ragazzi, copyright 85, grande. Ragazzi, la prima WrestleMania completata. Ragazzi, ci siamo. WrestleMania 2 Main Event WWE Championship. Oh, questo coglione. Oh, che bello, ragazzi, fiori. Che bello. Pelatore obeso. King Kong Baby. Con Bobby Heenan. Questo Bobby. Da Atlantic City, New Jersey. Merda, oh, ci sarà invidioso della mia chioma bionda di Hulk Hogan. Che figo Hulk Hogan, un grande, ragazzi. Uno dei personaggi forse più carismatici della WWE, forse sicuramente non il più tecnico, ma uno dei più carismatici in assoluto. E c'è anche una figlia abbastanza gnoccolona, insomma, da quello che mi ricordo. Ok, sono stronzo entrato, questa è la versione di Kane ancora più brutta forse. E adesso, ragazzi, silenzio. Il vero americano, ragazzi. Da Venice Beach, California. Guardate, ragazzi, le immagini brutte dell'epoca sgranate. Ragazzi, eccolo qua, il Hogan. Madonna, ragazzi. Potrebbe nascere un nuovo campione. Speriamo di no, cazzo. Ragazzi, Hulk Hogan arriva da un brutto infortunio alle costole, quindi sarà dura. Si è rimesso in gioco troppo presto. Vedremo. Ragazzi, la sovraimpressione dell'epoca è veramente cool, guardatela, mamma mia. Non ci credo, ragazzi. È un po' in stile anche Formula 1, mi ricordo negli fine anni 80, anche nella Modri GP4 che era in stile così, d'altronde quelli erano i computer, quella era la grafica. Eccola qua la cintura e andiamo. Vai come portacela a casa, portacela. E beh, con Hulk Hogan poi possiamo godere anche di più perché è più veloce, sicuramente più forte. Almeno io mi trovo meglio. Bravo Hulk Hogan, subito si gasa. E subito si gasa. Vai, cazzo, vai. Porca puttana. Aia, aia, aia. Adesso stronzo ripelato, aveva subito a prendere i capelli perché è geloso. Sto Kane in versione ancora più cessa. Vai, vai, vai Hulk Hogan. Questo non è Hollywood Hulk Hogan, ma Hulk Hogan da solo. C'è il primo Hulk Hogan, diciamo, quello più forte. Bello, contromossa. Vai come, ammazziamolo sto stronzone. Ammazziamolo. Pam! Grande Cuba, qua dovevo assolutamente andare per la gabbia, per la parete, quindi scavalcarla, fare sempre la body slam con danni critici e basta. Quindi le prime sono anche abbastanza semplici, ma comunque ragazzi in questa modalità l'obiettivo non è la difficoltà, questo deve essere un modo per scaricare i personaggi, per far vedere un po' il gioco, per poi partire con la Universe. Tanto il gioco l'avevo appena preso stavolta, quindi avevo tempo di fare tutto. Ci sarà una Universe più pensata, Madonna, ragazzi. E me la para, ma puttana merda, ma sono così proprio coglione. Sgambetto di Hulk Hogan. Dai Hogan. Vai Hogan. Pam. Bye bye tesoro. Forse non è neanche lì, forse a livello normale, cazzo. Porca puttana. Poi dopo controlliamo. Però vabbè, non mi interessa, l'importante è portare a casa questi primi due match, scaricare i primi due personaggi. Però mi sembra troppo facile per essere difficile. Scusate il gioco di parole. Porca zoccola, poi insomma non lo so, non capisco sinceramente. No! Oh! Hogan, 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 belli capelli, dai, grazie. Ok.
Vai. No, che cazzo sto facendo? No. Vai, Hulk Hogan, bravo. Ecco, insomma, mica tanto, però va bene. Pac! Ciao, baby. E adesso però non la puoi parare. Pam! Bye, tesoro, bye. Eccola qua. Pam! Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. No, ce la fa forse sto stronzo, ce la fa. Ma porca troia schifosa, obesoide. Attenzione, quello cazzo sbloccato non si sa. Dai cazzo, dai Hulk Hogan, dai che dobbiamo mantenere il titolo di campioni. No, ho sbagliato come un pirla obeso, madonna. Dai, adesso lo riportiamo in partita contro Moss ancora. Pac. Ok, andiamo a chiudere. Grandissimo, vai Hulk Hogan. E adesso, pelatone di merda, è giunta la tua ora. Taratatata, parapapapapa. Vai, che andiamo a conquistare tutti gli obiettivi anche stavolta. Grande cazzo. Fuga. Succhiatemi il pacco, capirai quanto sei una merda. E Hulk Hogan è ancora campione WWE Champion. Perfetto, sì cazzo. Grandissimi ragazzi, grandissimi. Eccolo qua, bello come il sole. Hulk Hogan con i suoi capelli sexy. Adesso dobbiamo spaccare il culo al manager, ragazzi. Spacchiamo il culo al manager. Tu devi morire, stronzo di un manager. Attenzione, vai. Sì, se l'ha cercata adesso deve pagare sto besoide. Ciao. Sbarra d'acciaio per Heenan, è orribile. J-Hair. Bye tesoro. Hogan conserva il titolo WWE. L'era di Hogan continua. Beh, sono sempre in posa Hogan. Che personalità, ragazzi, che carisma. Guardalo. Grandissimo Hogan, grandissimo, sono d'accordo con te. King è stato uno scontro incredibilmente potente, uno spettacolo brutale e pericoloso per due atleti di calibro mondiale. Prima o poi Hogan dovrà salire sul ring con me. Copyright 1986. Alright, riserva. Buon raga, l'abbiamo fatto, proviamo per sicurezza. Vabbè, che ne abbiamo già sbloccati. Però sono dell'idea che forse mi sono dimenticato di cambiare il coso. Vediamo. No, ho sbagliato. Ecco perché devo fare. Ecco ragazzi, io purtroppo ho questi vaniggi che ogni tanto vado a sbagliare i tasti, ragazzi. Cioè sono quelle cose della vita un po' comendiane. Non avrei voglia di rifarlo magari, cioè, grazie. Dai, dattenare fada. Ok, nulla. Ciao vecchio. Vediamo, perché secondo me sono stato su normale. Ancora. No, spettacolo puro. Opzioni. Sì, cazzo, ero su normale, mi sono dimenticato di cambiare il livello. Vabbè, allora, raga, chiaramente nel prossimo video andiamo, però ci voleva anche i primi due così tranquilli per cominciare, dopo un po' ci può anche stare. Andiamo di difficoltà difficile adesso, perché comunque voglio riprendere bene la mano, e difficoltà leggenda non so neanche se la vado a fare qua in modalità 30 anni di WrestleMania, perché la voglio fare la leggenda su la Universe. Buono, raga, quindi abbiamo tante carne al fuoco nel canale del Commendone, si parte a bomba anche con WWE 2K14. Ragazzi, no, aspetta, ok. Raga, un saluto dal Commendone, Hulk Hogan, Andre the Giant, veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano.
Commenda veneziano, lo youtubers italiano.